Siamo arrivati alla fine della puntata, quindi questo è il momento che riguarda invece la solidarietà. Ricordiamo appunto che Calcio che fa è legato a questa iniziativa Conosce Frederick, e quindi per la ricerca e la cura della tassia di Frederick, www.per-em.it, e quello è l'IBAN, ma io ve lo dico, IT 63 Q di quadro 030 6909 6061 0000 0133 443. Emma, si chiama Emma della Libera, e in un recentissimo post ha scritto queste parole. Io le leggo perché fanno capire tutto lo sforzo che ci sta dietro a questa associazione che conosciamo molto bene. Emma scrive: quest'anno sono 10 anni che lottiamo per cancellare la dicitura orfana di cure della tassia di Frederick. Dopo 10 anni la cura definitiva ancora non c'è e la mia salute è molto peggiorata. Ma allora a che è servito il nostro lavoro? Per fortuna è tutto riportato nel sito www.peremma.it, e in sintesi le cose di cui sono più fiera sono: miglioramento della diagnostica con tecniche di neuroimaging, sperimentazione e approvazione di un farmaco contenitivo per alcuni sintomi, prossima sperimentazione di un altro farmaco, terapia con neurostimolazione transcranica, progetti di fisioterapia intensiva in un centro reso eccellenza per le atassie aperto a tutti i malati, aver creato una rete di contatti tra centinaia di ammalati e aver diffuso informazione e sensibilità. Non mi pare proprio poco. Approfitto di questo post per ringraziare di cuore tutti i sostenitori, chi dona, chi dà il 5 per 1000, chi acquista i nostri prodotti o partecipa agli eventi, e soprattutto merito vostro. Quindi Emma della Libera ci racconta ci porta questa fotografia indubbiamente dell'attività della sua associazione.